1 Corinzi, capitolo 1. Indirizzi e saluto. Paolo, che Dio ha chiamato per essere l'apostolo di Gesù Cristo e il frate suo Sostene, scrive alla chiesa che sta a Corinto. Salutiamo a voi, che siete diventato popolo di Dio, insieme a tutti quelli che a tutte le tipizze chiamano nome Gesù Cristo. Dio, che è il Padre nostro, e Gesù Cristo, che è il Signore nostro, potessero arrivare ancora a voi tutta la grazia e la pace. Ringraziamento. Ringrazio sempre Dio mio per voi, perché state chini amore per voi, ma regnute tutte reali sui per mezzo di Gesù Cristo. Chi è la parola e chi è la scienza. Proprio perché Cristo è diventato veramente assai fermo, rende tutta la vita vostra, non va manca nessuno più tutte reale Dio. Veramente aspettate il Signore nostro Gesù Cristo, che tornerà una volta in mezzo a voi. Dio vi manterrà fermi in la fede, insieme a chi lo giorna, e così nessuno sarà capace di accusare in due giorni il giudizio, quando tornerà Gesù Cristo, che è il Signore nostro. Dio stesso va chiamato a pigliare parte che è la vita di Gesù Cristo, o figlio suo e il Signore nostro, e Dio mantiene sempre tutto quello che Essa ha promesso. Appiccica mezzo ai frati. Frate mio, a nome di Gesù Cristo, che è il Signore nostro, vi raccomando che campa sempre uniti l'uno con l'altro. Non c'è essere contrasti e spartenze in mezzo a voi. Sforzatevi a campare sempre uniti, sforzatevi sempre i stessi pensieri e stessi progetti. Certo, la famiglia è Chloe, mi hanno fatto sapere che ci stanno appiccichi in mezzo a voi. E mi sforzo mi fa capire meglio. Uno di voi dice, io sono che Paolo. Un'altra dice, io sono che Apollo. E un'altra ancora, io sono che Pietro. E un quarto dice, io appartengo a Cristo. Mo, io dico a voi, Cristo può mai essere spartuto? Forse è stato messo in croce per voi Paolo? O è in nome Paolo che voi siete stati battezzati? Grazie a Dio non ha giù battezzato nessuno di voi, fuori a Crispa e a Gaia. A così nessuno di voi potrà mai riuscire a essere stato battezzato in nome mio. È vero, io ho giù battezzato pure la famiglia Stefana, ma non penso proprio che ha giù battezzato la gente. La sapienza del mondo è la sapienza cristiana. Gesù Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma mi ha mandato invece a pregare la salvezza. E che sto facendo, senza usare parole che ne sapienza, per non mandare all'aria a morte di Cristo in croce. Pregare la morte di Cristo in croce, per una pazzia per tutti quelli che vanno a finire in do zuffondo. Per voi invece, che siete stati salvati a Dio, e potenza è Dio. Sta scritto in da Bibbia. Ci manda la raggio tutta la sapienza dei sapienti e scassa a raggio tutto il cervello e l'uomo chi ne giurigge. E mo, che te ne dici più tutti gli uomini chi ne giurigge, tutti quelli che si sentono chi ne dottrine, addostanno più tutti quelli che spirtano in da chi sto mondo. Dio ha fatto riducere una pazzia e tutta la sapienza di sto mondo. Tutto l'uomo, tutta la scienza allora, non sono stati capaci di conoscere Dio e tutta la sapienza sua. E proprio per questo, Dio ha avviato decisione e salva tutti quelli che credono, per mezzo di questo Vangelo e a salvezza che pare una pazzia. La breve vanno preso un miracolo, e i greci vanno a lasciare la sapienza. Noi invece preghiamo Cristo crocifisso, che ha potenza di Dio e la sapienza di Dio. E questa cosa è uno scandalo per l'ebreo, è una scemità per tutti i popoli. Per tutti quelli invece che Dio ha chiamato, o sono ebrei o non sono ebrei, Cristo ha potenza e la sapienza di Dio. Perché la pazzia è Dio assai più grossa della sapienza dell'uomo, e la ebulezza è Dio è assai più potente della fortezza di tutto l'uomo. Guardate in mezzo a voi, frate mio, chi sono quelli che Dio ha chiamato? Ci stanno forse in mezzo a voi parecchi sapienti, parecchi potenti persone che sono nobili? No, Dio ha scelto tutti quelli che l'uomo pensano che potesse essere ciucci, per fare regnare oscuro tutti i sapienti. Ha scelto quelli che in mondo non sono apprezzati e sono pure smordiati, ho pensato come non si sessano, per smantellare tutti quelli che si pensano e contare qualcosa. E così nessuno si può vantare innanzi a Dio. Dio perché ha voluto unire a voi Gesù Cristo, e Gesù Cristo è diventato per noi che la sapienza che viene a Dio. E Gesù Cristo che ci fa accettare Dio, perché non c'è arroganza che va per essa, e ci salva tutti i peccati nostri. Se sta comprendendo così quello che sta scritto in da Bibbia. Chi si può vantare? Si vantasse per tutte quelle che ha fatto il Signore.